Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. La cronaca nera in primo piano, malore improvviso in Malga, non ce l'ha fatta Enea Adami, 76enne, gestore di Casera Pieltinis. Siamo nel comune di Sauris. Ieri sera, poco dopo aver finito di cenare assieme ai familiari e ai suoi collaboratori, ha perso conoscenza. Dopo la chiamata al 112, guidati da un'operatrice, i familiari hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco, manovre portate avanti una ventina di minuti dopo al loro arrivo dai tecnici del soccorso alpino e dal personale medico in servizio, anche con defibrillatore in uso alla Malga. Il tentativo di rianimazione è stato purtroppo vano e alle 23 è avvenuto il decesso per arresto cardiocircolatorio. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Tolmezzo. Se ne sono date di santa ragione. Nella notte 3 stranieri sono stati aggrediti da un altro gruppo di persone all'esterno di un locale di Lignano Sabbiadoro. Nella furibonda lite è spuntato pure un coltello, 2 uomini sono rimasti feriti, uno in maniera piuttosto seria, ed è stato soccorso da personale del 118 che è giunto sul posto con un'ambulanza. Sul posto per ricostruire l'accaduto anche i carabinieri della compagnia di Latisana. Ieri sera i carabinieri del radiomobile di Cividale sono intervenuti al Civiform in via Gemona per una lite che era scoppiata tra 2 minorenni, entrambi 17enni. Si tratta di un ragazzo di origine albanesi e di un altro di origine bengalese. Al momento della perquisizione i militari hanno trovato il giovane albanese in possesso di un coltello a serramanico che fortunatamente non aveva utilizzato nella zuffa. È stato denunciato per porto abusivo d'armi. Sta terminando la fase, e cambiamo argomento, di contrasto all'incendio divampato stamattina sul Carso, in comune di Duino Aurisina. Le bonifiche proseguiranno per tutta la giornata. Sulla statale 14 si procede a senso unico alternato nel tratto a ridosso del Rogo, mentre rimane ancora chiuso lo svincolo autostradale in uscita in direzione Trieste. Il servizio. Buongiorno, siamo a poca distanza dall'ultimo incendio boschivo, quello che è scoppiato questa mattina intorno alle 6:15. Siamo nella zona del Sentiero Rilke, tra il Sentiero Rilke e la statale 14, oltre la quale c'è il supermercato e i 2 autogrill che erano stati interessati dalle fiamme sabato. In questo caso c'è una duplice ipotesi sul perché abbia ripreso vigore questo incendio. Potrebbe essere banalmente una sottotraccia dell'incendio di sabato che ha ripreso vita in queste ore, anche perché la ricordiamolo, non ha praticamente mai smesso di soffiare in questi giorni, oppure potrebbe esserci la mano di qualche delinquente. Le squadre sono intervenute subito alle 6:30, anche con le coadiuvate dall'elicottero, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale, gli eroi di questa estate caldissima, incandescente, e hanno intorno alle 10:50, 10:30 completato lo spegnimento delle fiamme. Adesso sono in corso le operazioni di bonifica, quindi quelle operazioni che dovrebbero impedire ai focolai di attivarsi. La zona, la vedete, è molto boschiva, è molto difficile, stanno facendo veramente un lavoro super. Ci hanno detto che sono stremati, anche perché non si fermano di fatto da quasi un mese, da quando i primi focolai hanno iniziato a divampare nel vallone di Gorizia. Abbiamo raggiunto anche il sindaco di Duino Aurisina, con cui abbiamo fatto un punto su questo incendio specifico, quello che è scoppiato sabato, ricordiamolo, e poi anche su come poter intervenire per evitare che si riproponga di nuovo un'estate di questo tipo. Beh, è chiaro che è un'estate da incubo, una situazione che non abbiamo mai conosciuto, però la situazione con l'esperienza di quest'anno ci impone delle scelte, e le scelte devono passare assolutamente attraverso un nuovo approccio alla manutenzione del bosco, alla valorizzazione del bosco, a quelle che sono le piste tagliafuoco, che sono una cosa sostanzialmente dimenticata e poco praticata da noi, quindi tutta una serie di interventi che vadano a prevenire queste situazioni e a contenere gli incendi quando scoppiano. Incidente stradale questa mattina alle 10, siamo nel comune di San Daniele del Friuli. Per causa in corso di accertamento, a scontrarsi sono state un'auto e una motocicletta. Ad aver avuto la peggio è stato il conducente della 2 ruote che, avendo riportato diversi traumi, è stato trasportato all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie. Ferito invece in maniera lieve l'automobilista, che è stato condotto per accertamenti all'ospedale di San Daniele. Incidente stradale questa mattina alle 10, siamo però nel comune di Montereale Valcellina, l'incrocio tra le strade provinciali 19 e 29. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate 2 auto. Sul posto i vigili del fuoco di Maniago insieme a personale sanitario del 118 con 3 ambulanze. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 5 persone, 3 adulti e 2 bambini. Nessuna persona è rimasta ferita in maniera seria. Si danno appuntamento a Tarcento per trattare sull'acquisto di 2 orologi molto costosi, ma al momento di concludere l'affare il potenziale acquirente scappa con una scusa, eppure con gli orologi.
Furto con destrezza a Tarcento, un 52enne di Ravenna ha denunciato ai carabinieri della stazione locale un fatto sul quale i militari dell'Arma hanno avviato una serie di accertamenti. L'uomo aveva messo in vendita su un sito internet 2 orologi del valore complessivo di 24.000 euro, un Rolex da 16.000 e un Vacheron da 8. Il potenziale acquirente ha contattato il venditore mostrando di essere particolarmente interessato alla trattativa. I due si sono così dati appuntamento a Tarcento e dopo aver visionato gli orologi, l'acquirente, che in realtà era un malvivente, li ha presi e con una scusa si è dato alla fuga. Il 52enne di Ravenna di fatto è rimasto a bocca aperta e nonostante un tentativo di fermare l'altro uomo che non è andato a buon fine, non gli è rimasto altro che sporgere denuncia ai carabinieri di Tarcento. I militari al momento non hanno fornito ulteriori indicazioni, l'individuazione del ladro infatti potrebbe non essere così lontana. Gioielli e denaro per un valore di 10.000 euro sono stati rubati in un'abitazione di Viale Cadore Siamo a Udine. Amara la scoperta del proprietario che, rientrato dalle ferie, ha trovato la casa completamente a soqquadro. I ladri sarebbero entrati forzando un infisso con un piede di porco. Denuncia è stata sporta ai carabinieri del capoluogo friulano. Importanti carenze dal punto di vista della sicurezza nei luoghi di lavoro. I carabinieri sospendono 2 attività imprenditoriali ed elevano sanzioni per quasi 30.000 euro. Scopriamo di più in questo servizio. Gravi violazioni sulla sicurezza. Il nucleo ispettorato carabinieri del lavoro di Udine sospende l'attività di un cantiere e di un ristorante. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 29.300 euro. In un cantiere edile della Carnia sono state riscontrate violazioni a carico di una ditta artigiana riguardanti il ponteggio. In occasione del controllo in un cantiere a Codroipo invece è stata trovata una ditta i cui operai utilizzavano il ponteggio privo di protezioni contro la caduta dall'alto. È stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale. Evidente carenze dal punto di vista della sicurezza sono state riscontrate in una pizzeria a Tarvisio. Riguardano in particolare i presidi antincendio e quelli di primo soccorso, nonché l'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi. Anche in questo caso i carabinieri hanno disposto la sospensione dell'attività imprenditoriale. Un castello gonfiabile di 6 metri di altezza e 4 di lunghezza è stato recuperato dagli operatori nautici della Polizia di Stato a Portopiccolo, trasportato dal forte vento. Causa della bora soffia in maniera molto forte, è finito in mare e si era fermato temporaneamente nei pressi dell'impianto di miticoltura. Vani sono stati i tentativi di recupero del gonfiabile da parte di altre imbarcazioni, rischiando tra l'altro di attorcigliare le cime di traino sulle eliche. Gli specialisti della Polizia di Stato invece, grazie alla propulsione ad idrogetto delle moto d'acqua, sono riusciti a portarlo a riva senza causare ulteriori danni. Sono stati identificati in Friuli Venezia Giulia i primi 2 casi italiani di infezione umana da virus Usuzzu, un arbovirus simile al West Nile virus. I 2 pazienti sono asintomatici. Il dato è contenuto nell'ultimo bollettino sulla sorveglianza su West Nile e Usuzzu virus realizzata dall'Istituto Superiore di Sanità, aggiornato al 9 agosto. Dall'inizio della sorveglianza a inizio giugno il virus Usuzzu è stato identificato anche in 58 pool di zanzare, 7 uccelli in Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Lazio e pure il vicino Veneto. Dopo 15 anni di calo, per la prima volta cresce il numero di imprese con sede nella montagna friulana e la crescita è a trazione femminile con più aziende rosa della media regionale. Più 1,32%. Non un dato elevatissimo, certo, ma che assume importanza visto il passato. Per la prima volta dal 2006 si registra un saldo positivo fra imprese iscritte e cessate con sede nella montagna friulana. Il dato emerge dall'osservatorio sulla montagna del Friuli Venezia Giulia del centro studi della Camera di Commercio Pordenone Udine, che fa registrare 4.588 imprese attive, di cui quasi il 32% artigiane, più ancora della media regionale ferma al 30,9%. E non è l'unico dato che spicca per essere superiore alla media. Il 26,4% delle imprese attive è al femminile, con un picco del 30,1% in Val Canale e Canal del Ferro. La percentuale in regione è invece ferma al 23,1%. E positivo è anche il numero di imprese under 35, l'8,3% del totale rispetto alla media regionale del 7,4%. Si tratta di un segnale di vitalità, ha commentato il presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo. Il turismo interno, anche interno alla stessa regione, ha avuto una spinta importante, che senza dubbio si è tradotta anche in nuove attività sul territorio montano. Resta da tenere alta però l'attenzione sui servizi e sulla rete, conclude Da Pozzo, in modo da permettere alle imprese di insediarsi con qualità ed efficienza sui nostri territori montani.
Mettere in legge la doppia preferenza di genere, lo chiede la Commissione regionale per le pari opportunità. Le norme in vigore in Friuli Venezia Giulia in materia di elezioni della Giunta e del Consiglio regionale e compatibilità o meno delle cariche, scrive in una nota la Commissione, non andrebbero modificate solo nella parte in cui dettano le regole per l'eleggibilità dei sindaci, ma anche per inserire la previsione della doppia preferenza di genere. Si tratta di un aspetto previsto dalla legge nazionale numero 20 del 2016, la quale contiene disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. La Commissione per le pari opportunità fa presente che il Friuli Venezia Giulia è tra le 3 regioni che non hanno ancora recepito la norma nazionale. La stessa Commissione sollecita la costituzione di un tavolo da parte della Giunta regionale con tutti i soggetti politici e la stessa Commissione per aggiornare la normativa del Friuli Venezia Giulia anche sulla questione della rappresentanza di genere. L'artista Dita Nella Piaga è stato protagonista questa mattina del concerto all'alba a Villa Manin di Passariano, un'esibizione carica di energia. L'ascoltiamo. And it's all for tonight, or today. Thank you for coming. I hope you had a good time. Ciao Villa Manin! Buongiornissimo, voi siete... È così che all'alba di oggi Dita Nella Piaga, una delle artiste più interessanti del panorama musicale italiano attuale, ha dato il buongiorno al pubblico presente nel parco del complesso dogale di Passariano per il tradizionale concerto all'alba all'interno di Villa Manin Estate 2022, rassegna organizzata dall'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Un'alba carica di energia e sensualità con Dita Nella Piaga che ha calcato il palco friulano con naturalezza da diva. Ha proposto 1:10 di concerto in cui, presentando per intero il suo disco d'esordio Camouflage, si è mostrata a suo agio nell'esibirsi in questo orario insolito. Non solo musica e canto, ma anche momenti di interazione con il pubblico, al quale ha raccontato alcuni aneddoti legati ai brani proposti. Particolarmente apprezzata è stata la sua cover di Per un'ora d'amore. Con il concerto all'alba di Dita Nella Piaga si avvia a conclusione Villa Manin Estate 2022. Gli ultimi appuntamenti in programma sono con i laboratori didattici dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni alle 10 del mattino nel parco della villa. E con questo spettacolo concerto chiudiamo la parte del telegiornale, il notiziario di Telefriuli, ma ci vediamo tra pochissimo con A voi la linea.